Bravo. Con il numero 8 Filippo Bonner, numero 9 per Simone Cacchero, fascia da capitano e 10 sulle spalle Aiutina, con il numero 11 Matteo De Generi, con il numero 12 Alessandro Bianchi e il numero 19 Leo Senna. Ad allenare Alemao. Facciamoci sentire, forza team! Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati in diretta sul canale YouTube della divisione Calcio a 5. È il momento di mostrarvi e raccontarvi la finalissima di andata dei playoff di Serie B fra Team Giorgione e Balca Poggese. Le squadre entrano in campo adesso, i padroni di casa, qui alla Belbotea Arena di Tombolo. Ci sono i biancorossi vestiti del Team Giorgione alla destra del vostro teleschermo, dalla parte opposta con la divisa quasi interamente nera ma con lo scudetto sul petto che richiama anche gli altri due colori sociali, il giallo e il rosso, c'è la Balca Poggese. Le squadre sono in campo agli ordini dei direttori di gara che danno il là al saluto. L'arbitro numero 1 Maurizio Cipolla dalla sezione di Cosenza, l'arbitro numero 2 Agostino Fiorentino dalla sezione di Barletta e il cronoman Andrea Gobbo della sezione di Mestre. Queste le due formazioni, mentre c'è qualche problema tecnico con le immagini. Eccoci qua, risolto il problema tecnico. Dicevo,
Gli arbitri di questa partita della finale playoff di andata della Serie B, una ovviamente delle 3 finali che mettono in palio un pass per la categoria superiore per la Serie 2, quindi dal quarto al terzo piano nazionale del futsal italiano. Andiamo anche con la lettura delle 2 formazioni ufficiali. Partiamo ovviamente dalla formazione ospite per galanteria. Tra l'altro mi presento, sono Matteo Magnarelli, ben ritrovati di nuovo, e dicevo Balca Poggese in campo con il numero 17 Assim, numero 16 Bentivogli, numero 34 Biondi, 96 Di Mauro, numero 7 Gaglio, numero 26 Menez, numero 78 Capitan Calaia, numero 22 La Medica, numero 6 Pavan, 13 Sandri, 8 Simone e 10 Straface. In panchina una vecchia volpe, una vecchia grande conoscenza del futsal italiano, Velimir Andreic. Risponde il team Giorgione, la formazione di casa, dicevo, in maglia, anzi in divisa rossa con segni bianchi. Numero 1 Bastini, 2 Stefani, 3 Mufaddal, numero 4 Vecchione con il 6 De Chiara, numero 7 Rosca, numero 8 Bon, numero 9 Cachero, numero 10 il capitano Tilal, con il numero 11 De Generi, con il 12 Bianchi e con il 19 Leo Senna. In panchina José Wagner Rocha, ovvero per tutti semplicemente Alemao. Palla al centro, il calcio d'inizio è affidato al team Giorgione, supportato ovviamente dal tifo di casa, la formazione veneta dalla provincia di Padova che sfida quella emiliana della provincia di Bologna. Ancora qualche istante, qualche check prima di iniziare. Vedete Comune di Tombolo, la scritta che campeggia sulla parete opposta al nostro punto di osservazione, anche alla tribuna della Belbote Arena appunto di Tombolo. Ancora i controlli da parte degli arbitri, le 2 formazioni che sono arrivate a questo punto dopo aver chiuso entrambe al secondo posto in classifica, aver superato 3 turni di playoff. Forse ci siamo, controllata anche all'orologio, 16:01, direi che siamo parecchio, abbastanza puntuali, quanto basta per partire con la finale playoff di andata fra Team Giorgione e Balca Poggese. Subito però un fischio del direttore di gara, il classico, il più classico dei problemi per dover fare replay, ovvero un problema col tabellone elettronico che evidentemente non ha fatto partire bene il cronometro. Eccolo là in alto al centro del vostro teleschermo. Check alla scrivania del cronometro. Allora vi dicevo, tutte e 2 hanno chiuso al secondo posto nei rispettivi gironi. Team Giorgione secondo dietro al Bissuola, ben lontana, 50 punti contro i 62 di colei che è volata direttamente in Serie 2, ma ha creato anche un bel gap sulle inseguitrici. Il team Giorgione più 7 sulla Futsal Marco Polo e poi un'enormità, un abisso su Futsal Atesina e Eagles Futsal, quarta e quinta in classifica nel girone B. Discorso simile per la Balca Poggese, seconda meno 5 dall'Antero Sport Padova nel girone C di Serie B, però anche con un bel più 10, più 11 e più 15 rispetto a terza, quarta e quinta classificata, ovvero Arpinova, Polisportiva Villa Fontana e Futsal Torrita. E ovviamente queste che abbiamo menzionato per ultime, alcune di queste sono state le ultime avversarie. Prendo tempo perché bisogna aspettare di sistemare il tabellone elettronico prima di ricominciare. Dicevo, queste squadre che abbiamo menzionato, alcune di loro sono state le rivali negli ottavi di finale, nei quarti di finale nazionali dei playoff di Serie B. Andiamo nel dettaglio, visto che ancora i problemi tecnici persistono, non è iniziata con tanta fortuna questa finale playoff di andata. Team Giorgione, vado a scorrere il tabellone, che ha vinto l'andata 7-6 sul campo dell'Eagles Futsal e poi nel match di ritorno invece si è affermata in maniera perentoria 9-3, e così dagli ottavi è passata ovviamente ai quarti di finale, sempre nei playoff di girone. Restiamo in questa fase. Team Giorgione che ha pareggiato l'andata sul campo della Futsal Marco Polo, salvo poi andare ad affermarsi 4-1 di nuovo in casa sua, che quindi è un'arena fortunata per la formazione di mister Alemao. E così si vola in semifinale, ovvero il turno prima di quello che dobbiamo iniziare a raccontarvi fra qualche istante. Stavolta vittoria in trasferta ai quarti di finale sul campo della San Sebastiano Ussana per il team Giorgione, quindi qui siamo nelle sfide intergirone, non più dentro lo stesso girone, ma poi pareggio in casa 4 pari che nell'aggregate complessivo ovviamente ha col più 2 in totale ha permesso al team Giorgione di arrivare a questa partita, a questa doppia finale andata e ritorno dei playoff di Serie B. Andiamo allora a vedere
tutti i dati che mi ero tenuto per raccontarvi durante la partita fanno molto comodo. Adesso andiamo a vedere quelli che invece sono stati i risultati della Balca Poggese. Andiamo a ripercorrere il suo cammino nei playoff di girone, anzitutto con la Balca Poggese che nel primo turno negli ottavi di finale ha perso la gara di andata 5-4 sul campo della Futsal Torrita, salvo poi ribaltare tutto nella gara di ritorno 6-2, un netto 6-2 che ha permesso alla Balca Poggese, alla squadra di mister Andreic, di volare ai quarti di finale. E allora avanziamo nel tabellone, la Balca Poggese che nel turno successivo, quindi nel secondo turno dei playoff, ha avuto la meglio sia in casa che in trasferta di misura di un gol sull'Arpinova, 2-1 in trasferta all'andata, vittoria 5-4 nella gara di ritorno. Per lei poi il cammino ovviamente è proseguito anche per lei nelle sfide intergirone, e con la semifinale playoff vinta 8-1 in casa contro l'Eta Beta Football di Fano e la sconfitta 3-1 in 2 tranche, poi magari se avremo modo lo ricorderemo, nella gara di ritorno. Ed eccola qua, la Balca Poggese in finale sul campo del Team Giorgione, ed eccoci pronti dopo 3 secondi di gioco per tornare a raccontarvi la partita, che è quello che più ci interessa, quello che più vi interessa. Possesso per il Team Giorgione, sulla destra il tentativo di attacco con la prima conclusione che diventa velenosa dopo una deviazione. Ci ha provato Bon, un tocco bifido all'interno, al limite dell'area di rigore, stava per mettere in difficoltà il portiere della Balca Poggese, che distinto però è riuscito a ribattere, a neutralizzare. Ancora il quintetto di mister Alemao che ci prova il rimorchio destro, doppio tentativo, una grande chance, il palo, ma poi c'è il fischio del direttore di gara. C'è in area di rigore a terra Muffadallo, vedete che parla con l'arbitro, dovrebbe aver commesso fallo lui nel tentativo di andare a gonfiare la rete per sbloccare presto la situazione. Fermato tutto però il direttore di gara nei pressi di Bentivogli, il portiere della Balca Poggese, che già quindi è stato chiamato in causa 2 volte, mentre può ripristinarsi Gaglio con la maglia numero 7. Gioco che può riprendere, eccolo qua, il quintetto ospite che prova ad attaccare, lanci lunghi, palla che rimbalza da una metà campo all'altra, tocca di nuovo al Team Giorgione con Bon, il pallone per Mufaddal in area, si lotta su ogni palla, e comunque partita forte la squadra di mister Alemao, che cerca subito di sbloccare la situazione. Straface, grande esperienza per lui, grande qualità tecnica, lui che vanta anche un paio di esperienze di convocazione ormai un po' di tempo fa in nazionale. La brillantezza magari non sarà quella di una volta, ma tecnica, esperienza e qualità in assoluto al servizio della Balca Poggese sono oro, messo a disposizione appunto da Gianluca Straface, classe 1989. Calcio di punizione in favore della formazione di mister Andreic. Si fa incontro Calaia, il capitano, che cerca di portare il pallone in avanti, viene pressato, si appoggia all'indietro, lancia in avanti verso il pivot, il tentativo di Gaglio di mettere giù il pallone, missione impossibile. E allora possesso per il Team Giorgione, di prima prova a far scorrere il pallone Mufaddal, sfera che viene deviata in fallo laterale. Ancora Bon, protagonista sulla sinistra, conclusione tentata da Stefani con il sinistro, buona l'intenzione, non la mira, palla che termina alta sopra la traversa. Allora si resta sullo 0-0. Lancio lungo, l'anticipo ancora da parte di Stefani, prova il dribbling, buona la giocata di Stefani, si trascina però la sfera fuori. Se ne sono andati quasi 2 minuti del primo tempo, ancora 0-0. Sicuramente Team Giorgione più intraprendente, vuole sfruttare il fattore casalingo la squadra di mister Alemao. Straface sul punto di battuta, ancora un lancio in avanti, buono il colpo di tacco da parte del capitano, poi la conclusione da parte di Gaglio che chiama
in causa per la prima volta il portiere del team Giorgione. Ancora 0-0, superata ovviamente la soglia dei 2 minuti. Ancora un tentativo di attacco da parte della squadra ospite, il pallone resta lì, di testa addirittura deve intervenire Bastini, numero 1 del team Giorgione, manda il pallone in fallo laterale. Calaia all'indietro per Straface, sulla fascia cerca una percussione sulla corsia sinistra, non ci riesce, il pallone termina fuori. E allora si può prendere per la prima volta un po' di fiato dopo un avvio abbastanza intenso, prima col team Giorgione che ha occupato più costantemente la metà campo avversaria, poi con la Balca Poggese che si è rifatta sotto negli ultimi secondi. Nessun gol, porta in avanti il pallone Tilal, il capitano cerca uno suggerimento per Mufaddal ma non c'è intesa in questa situazione, la sfera termina fuori. Calaia, il capitano, tocco dietro, Straface in area di rigore, appoggia per Calaia, controllo non perfetto, viene pressato, grande dote fisica per il numero 78 della Balca Poggese che voleva però la rimessa laterale, invece viene accordata dalla parte opposta, tentativo sinistro di Tilal, palla fuori, primo piano per il capitano del team Giorgione che ora però deve difendersi, deve rincorrere l'avversario. È ripartito molto velocemente Jimenez, lo spagnolo, protagonista sì qui di una stagione straordinaria, valore aggiunto della Balca Poggese, mentre cerca l'azione di sfondamento in mezzo a 2 avversari. Calaia ottiene la rimessa laterale la squadra di mister Andrejic. Straface in avanti, pallone lungo, di testa c'è l'anticipo, il pallone che schizza al limite dell'area, ancora un tentativo di imbucata, lascia scorrere verso Bastini, lancio lungo di testa a rete, vantaggio del team Giorgione sul lancio millimetrico di Bastini, ci mette la testa e fa 1-0. Il numero 3 Mufaddal, è lui che fa accendere il pubblico di casa e si becca anche l'applauso dei suoi tifosi. 1-0 per il team Giorgione, la rete del numero 3 Mufaddal dopo 3 minuti e 15 secondi. E si fa festa ovviamente alla Belbote Arena di Tombolo. 1-0 di Mufaddal con il rilancio perfetto, repentino, ben calibrato di Bastini, molto teso. Mufaddal si è fatto trovare alle spalle del suo diretto marcatore in quella zona di mezzo fra portiere e ultimo baluardo difensivo della squadra avversaria, lì dove se il lancio arriva preciso si può far male, e così è stato per il numero 3 Mufaddal, sempre più protagonista, il classe 99 della formazione veneta. La replica della Balca Poggese affidata al capitano che salta un avversario, riparte, viene sgambettato alle spalle e quindi c'è il calcio di punizione con Cachero che si chiarisce con l'arbitro. Volevano il giallo, sponda emiliana. Solo fra virgolette calcio di punizione invece per la Balca Poggese. 1-0 realizzato da Mufaddal, mentre Straface prova l'imbucata. Il capitano ha un contrasto duro, Calaia, con Senna, entrato in campo qualche istante fa. Leo Senna, rimane molto dolorante il numero 19. 10 gol in questi playoff, scatenato Leo Senna, che all'anagrafe risponde al nome di Leonardo Matteus Tomasoni, ma insomma nel nostro futsal semplicemente Leo Senna. Nel contrasto ha preso un colpo evidentemente sul volto vicino ad un occhio, pian piano sembra potersi ristabilire, però ancora un po' dolorante, mentre la nostra telecamera va a
inquadrare l'allenatore del team Giorgione, José Wagner Rocha, ovvero Alemao. Deve uscire Leo Senna, rientra in campo il numero 7 Rosca, Roberto Rosca, classe 2003. Gioco che riprende con la restituzione del pallone, ovviamente sportivamente, palla che viene ridata agli avversari dal team Giorgione, mentre lavora bene difensivamente in questo frangente il team Giorgione, che prova a ripartire con Stefani. Viene fermato sulla sua accelerazione, ha scalato le marce sulla banda sinistra d'attacco del team Giorgione. Ottiene un corner affidato al capitano Tilal, palla fuori, Mancino in area di rigore, Strafaci riesce addirittura a stoppare, fa ripartire il contropiede, Kilal, il pallone in mezzo, Calaia, pardon, il pallone in mezzo, stop, rete! Rete, il pareggio della Balca Poggese dopo la ripartenza neutralizzata in prima istanza dal team Giorgione. Sul tappino è arrivato Jimenez, è lui a fare 1-1. Parità ristabilita, non molto distanti a livello cronometrico dal vantaggio firmato Mufaddal, perché siamo a 4 minuti e 14 secondi del primo tempo. A Mufaddal ha risposto Jimenez. 1-1. Tutto è nato dal tiro su corner che Strafaci ha saputo stoppare in un amen, in un centimetro, permettendo così la ripartenza perfetta in superiorità numerica. Calaia prima ci ha provato una volta, il pallone è stato ribattuto dalla retroguardia del team Giorgione, poi sul tentativo bis ravvicinato da parte di Jimenez non ha potuto nulla Bastini, Andrea Bastini, ed è arrivata la rete dell'1-1. Ora avete visto come lo stesso Bastini ha provato a tenere il pallone in campo, missione fallita, corner per la Balca Poggese che deve ricominciare da molto indietro con Di Mauro, che è entrato in campo qualche istante fa, maglia numero 96, lo vedete, gestisce il suo pallone, gran controllo qua da parte di Jimenez. Poi 3 contro 1, Jimenez al limite sinistro, rete, ancora lui, ancora Jimenez, boom boom, situazione capovolta, 1-2, ovvero in vantaggio la Balca Poggese. Primo piano strameritato per lo spagnolo, con il team Giorgione che si è fatto sorprendere su 2 ripartenze e così dopo 30 secondi arriva anche la rete dell'1-2. Ancora un tentativo di contropiede della formazione emiliana, esce però repentinamente Bastini, allontana il pericolo, si trasforma in offensiva l'azione, pallone messo dentro, Straface chiude la linea di passaggio. Quindi ancora un corner, deve stare attenta la formazione veneta su queste palle intercettate, su palle inattiva che si trasformano molto repentinamente per merito degli emiliani in contropiedi, in transizioni offensive. Conclusione dalla distanza di Senna che è tornato in campo, lo vedete. Attento, Bentivogli manda in calcio d'angolo, anzi no, rimessa laterale. Siamo a qualche metro dalla lunetta del corner. Vecchione lascia lì praticamente il pallone, Senna calcia, trova ben appostato Bentivogli, passaggio corto per Jimenez sulla sua corsia preferita, prova a puntare negli occhi l'avversario, il pallone va in avanti, Di Mauro lotta alla meglio nel duello Cachero, cade a terra Di Mauro dopo un tocco sul volto in questo contrasto, nulla di particolare da segnalare, si è ripreso per fortuna subito il numero 96 Di Mauro. Fabio Di Mauro, classe 2002, che si fa vedere in diagonale ma viene ignorato. Ancora attacca la Balca Poggese su quella corsia, la sinistra, la preferita per provare gli 1 contro 1 da parte della formazione di Andreic. Questa volta il pallone schizza via dal possesso dei giocatori in maglia nera.
mentre protesta il pubblico di casa perché Straface con un po' di mestiere ha spinto con la spalla fuori dal campo colui che l'aveva stappata la partita, il numero 3 Mufaddal. Protesta un po' il pubblico, fa tutto parte del gioco, nulla di grave. Rimessa laterale per gli emiliani. Rimessa effettuata, palla sulla schiena di un avversario, quindi copia e incolla. Straface stavolta va in orizzontale. Jimenez, dribbling secco, Jimenez incontenibile, scatenato, calcia, cerca l'angolino alto più lontano, il pallone trova solo i teli biancorossi che spalleggiano la porta, anzi le porte. Ovviamente in questo caso si trattava della porta difesa da Bentivogli. Siamo già dalla parte opposta con la porta difesa da Bastini, siamo già dalla parte opposta dal rilancio con le mani di Bentivogli. Di Mauro cade a terra dopo che la stessa cosa era accaduta al suo capitano. Si protesta un po', viene via dall'azione Nicolas Calaia, viene via anche Jimenez. Sul pallone Straface, e nonostante la distanza ragguardevole, da lì può anche calciare Straface. Siamo a 15 metri abbondanti dalla porta di Bastini, che però sistema con molta cura un uomo in barriera. Rincorsa di Straface, calcia, cerca il palo più lontano, ma è molto ben appostato Bastini. Pallone rimesso in campo, gioca il team Giorgione, palla in diagonale messa giù da Mufaddal, interviene Straface che calcia fuori. Ancora i veneti che attaccano, cercano il pari adesso. Mufaddal, palla rubata ancora, contropiede, avanza Jimenez, ancora lui l'esterno, il pallone resta lì, arriva Straface, ma ottima la rimonta di Mufaddal, che poi però sbaglia l'appoggio. Ancora un brivido, un po' di confusione in questa azione. Prova a mettere ordine la Balca Poggese, ci riesce con Calaia che calcia fuori a lato, ha strappato il pallone dai piedi Di Mauro, ma non ha trovato lo specchio della porta. Si resta sull'1-2, ovvero sul 2-1 per la Balca Poggese, e su questo pallone calciato fuori mister Alemão decide che è il momento di chiamare time out. Ricordi i marcatori tutti concentrati in 1 minuto e mezzo, poco più. Mufaddal dopo 3:15, Jimenez dopo 4:14, di nuovo Jimenez, la ribaltata come un calzino a 4:48. Gioco che riprende dopo le indicazioni dei due allenatori alle rispettive squadre. Possesso del team Giorgione, vediamo se proporrà qualcosa di diverso rispetto a quanto abbiamo visto nel primo segmento di match. In campo per la Balca Poggese nel frattempo c'è anche il numero 22, la Medica, ha toccato il suo primo pallone, si fa vedere sullo spazio di fronte a Jimenez, che però salta ancora una volta secco l'avversario. Ancora Jimenez, è incontenibile lo spagnolo che arriva dal piano di sopra, dalla serie A2, mentre c'è Di Mauro, le sue finte, si fa vedere su questo pallone di Straface, ma è irraggiungibile, nulla di fatto. Questa azione manovrata della Balca Poggese, che i pericoli più importanti, l'abbiamo detto e ripetuto più volte, li ha creati, i pericoli più importanti su palla rubata.
Difesa bassa per la squadra di mister Andrić. Ricordiamo che questa partita di andata equivale fondamentalmente al primo tempo da 40 minuti effettivi della finale playoff. Il secondo tempo, gli altri 40 minuti più eventuali supplementari rigori in caso di aggregate pari, al termine anche dei 40 minuti della sfida di ritorno. Si giocherà fra 7 giorni, sabato 30 maggio, sul campo degli Emiliani, società di Malalbergo. Calcio di punizione adesso per il team Giorgione, posizione molto interessante. Sistema il pallone con cura Leo Senna, maglia numero 19, vicino a lui c'è il numero 7 Rosca, mentre si vanno a sistemare nei pressi dei pali gli altri due giocatori della formazione veneta, Mufaddal e Stefani. Solo due in barriera, si fida Bentivogli, la rincorsa di Leo Senna che la mette sotto l'incrocio, ed è di nuovo parità. Gran gol su punizione di Senna che fa 2-2. Bellissima questa palla calciata là dove non batte il sole, che vale il pareggio del team Giorgione. Esulta il pubblico, minuto 7 e 46 secondi del primo tempo, già 4 gol, la pareggiata Senna. Ha messo solo 2 uomini, di cui uno scalato in barriera, Bentivogli, ma Leo Senna l'ha sorpreso sotto l'incrocio dei pali, in quella luce visibile dal pallone, quindi dal tiro del numero 19 del team Giorgione. E lì, vista e considerata anche la potenza, la rapidità del pallone impressa dal tiro di Leo Senna, Bentivogli non ci è arrivato e così è scaturito il 2-2. In panchina Andrić dà indicazioni, mentre su calcio d'angolo ci prova ancora il team Giorgione. Ancora una volta il tiro viene stoppato e poi non controllato benissimo da Jimenez, mentre si accentra palla al piede in mezzo a 2 poi 3 avversari. Stefani in qualche modo riesce a mantenere il possesso palla il Giorgione. Mufaddal ancora una volta raddoppiato, scarica fuori, si accentra adesso Rosca, scarica e taglio, palla alta rovesciata di Mufaddal che colpisce il palo, gesto tecnico pregevole di Mufaddal, solo il palo, solo il legno a dirgli di no. Dopo 8 minuti e 40 secondi Mufaddal ha sfiorato, doppietta personale e nuovo ribaltone, contro ribaltone. Torna a prendere coraggio dopo il gol di Senna il team Giorgione. Sono i tamburi all'arena Belbote. Sbagliato questo lancio in avanti su rimessa laterale e quindi adesso il possesso è per il Giorgione. Ci avviciniamo a metà del primo tempo, sempre difesa molto bassa per la squadra di mister Andrić. Sulla fascia c'è De Generi, il numero 11, che riesce a trovare lo specchio della porta nonostante fosse molto defilato. Ora però Capitan Kalaja cerca la sua solita accelerazione potente, poderosa, viene fermato. Rimessa laterale affidata a Di Mauro. Bella partita, nonostante la posta in palio ovviamente massima per queste due formazioni protagoniste in Serie B, ovvero un pass per la Serie 2. Giocano abbastanza libere, Di Mauro taglia, allora lo asseconda il numero 78 Nicolas Kalaja. Il pallone scivola via fuori, rilancio immediato da parte di Bentivogli, pardon, da parte di Bastini. Cerca l'iniziativa De Generi, si trascina la sfera oltre la linea del fallo laterale. Kalaja, come al solito, spara alla porta, non ha paura di tenere il pallone sotto i piedi, lancio in avanti, l'uscita di Bastini,
pallone che diventa quasi un pallonetto, quasi un tiro. Bentivogli controlla vista, lascia scorrere ed è pronto a rimettere il pallone in campo. È un lancio basso centrale verso Calaia, la domestica alla grande, si gira, spara! Ottima la giocata nell'inquadrato, il capitano numero 78 in maglia nera Calaia. Pallone alto sopra la traversa dopo la deviazione da parte del portiere avversario, poi il tiro deviato, gol! Di nuovo in vantaggio la Balca Poggese. L'ultimo tocco sotto misura è di La Medica che esulta e riporta avanti la sua squadra 2-3. La rete da parte del numero 22 Luigi La Medica. Dopo 9 minuti e 54 secondi cambia ancora il punteggio. La Medica fa 2-3 sul tiro di Straface. Si è fatto trovare ben appostato La Medica. Ha toccato quanto è bastato per impedire un intervento pulito di Bastini, che si è trovato questo pallone dalle sue parti all'improvviso con una traiettoria illeggibile. Non è riuscito a intervenire, mentre qua esce addirittura fino a metà campo lo stesso Bastini. Gli applausi della panchina della Balca Poggese, ovviamente contenti per il nuovo vantaggio i ragazzi emiliani, guidati in panchina da un allenatore espertissimo. Una gran carriera ovviamente anche da calciatore in passato, come Andrić. Tocca di nuovo al Giorgione. Rosca, pallone per Stefani, non solo a destra, ancora il numero 2 Stefani che cerca un passaggio comodo, si appoggia all'indietro, scarica e taglio anche da parte di Bon. Pallone che torna da Stefani, prova a verticalizzare, chiude tutto Calaia, ripartenza, Calaia di tacco, riesce a servire Jimenez, stavolta il duello lo vince Bastini. Jimenez ha sfiorato la tripletta personale, il 4-2 per la Balca Poggese. Bastini ha fatto una gran parata. Si vanno a sentire anche i tifosi emiliani. Non è messo forte dentro, ribattuto, e allora Di Mauro all'indietro. La Medica, Calaia, palla rubata stavolta dal team Giorgione, prova ad attaccare, gran assist, poi al limite dell'area prova ad estergiarsi Bon, pallone messo dentro, c'è Calaia che però con grande freddezza fa su il pallone, guadagna anche calcio di punizione. Ottima giocata del capitano, che poi viene rialzato da Bentivoglia al posto giusto, al momento giusto, e attenzione perché sono 5 già i falli commessi dal team Giorgione. Metà frazione se n'è andata da poco e sono già 5 i falli a carico della formazione veneta, della formazione di Tombolo, che qua ruba palla. Ottimo il controllo, l'assist, il tiro che poi voleva essere un passaggio in diagonale da parte di Bon all'indirizzo di De Generi. Chiude bene la difesa emiliana. Calcio d'angolo per il team Giorgione. Movimenti biancorossi. La palla che arriva a sinistra da Rosca. Fronteggiato Rosca. Si aiuta un po' con le mani di Mauro. Tutto regolare per la coppia arbitrale. Ricordo composta da Maurizio Cipolla della sezione di Cosenza e Agostino Fiorentino della sezione di Barletta. Resta in avanti il team Giorgione. Ancora un calcio d'angolo. Ancora una nota palla fuori, il controllo di Rosca, tiro e gran parata di Bentivogli. Si tuffa rapidamente alla sua sinistra, concede un altro calcio d'angolo, inquadrato in maglia numero 16 Filippo Bentivogli, classe 99. Ennesimo corner, stavolta il pallone viene messo forte dentro, Bentivogli intercetta e prova il tiro, cerca di sorprendere il collega e rivale Bastini. Pallone troppo basso e allora il numero 1 del team Giorgione può lucchettare il pallone e poi sbloccarlo per rimetterlo in campo in favore dei suoi compagni di movimento. Rimessa laterale con De Generi che tocca per Stefani.
sempre molto aggressivo, vedete Di Mauro, anche con le mani, insomma, fino al limite del consentito. Mentre riposa un po' Capitan Calaia, al suo posto in campo entra Gaglio, maglia numero 7, che lui in posizione di pivot in questo frangente. Va in pressione su Senna, segue mentre il pallone viaggia sulla destra, di nuovo a sinistra con Vecchione, impreciso nel passaggio di ritorno all'indirizzo di Rosca, e il pallone si perde oltre la linea del fallo laterale. La Medica, colui che in questo momento di fatto la sta decidendo, perché sul 2-2 la sua zampata vincente, la sua deviazione ficcante ha stabilito il 3-2 in favore della Balca Poggese, su cui stiamo viaggiando quando ci avviamo verso l'intervallo. Lancio lungo, la palla messa giù, incredibilmente va praticamente cancellato il gol Cachero sul rilancio dalle retrovie, poi però ha avuto comunque l'occasione di calciare in porta, non ha colpito il pallone in maniera piena e quindi forte, e se l'è cavata con un grande spavento, solo con un grande spavento la Balca Poggese. Vicino al 3-3 la formazione di mister Alemao. Insiste la formazione biancorossa, pallone dentro, allontanato il cuoio direttamente oltre la linea di fondo campo dalla parte opposta, rimesso dentro da Bastini. Ancora un malinteso in linea di impostazione per i biancorossi, padroni di casa. 7-11 alla fine del primo tempo, 3-2 Balca Poggese conduce sul Team Giorgione. E questa ovviamente una delle finali playoff di Serie B. Mentre palla rubata da Jimenez, faccia a faccia contro Bastini, lo purga ancora lui, ancora Jimenez, tripletta, vola su 4-2 la Balca Poggese. Vedete il nome stampato sulla maglia, Iker, per lo spagnolo Jimenez, devastante in questa stagione, devastante anche in questa partita. 13 minuti e 7 secondi è suo il gol che produce il primo vero allungo della partita, +2 della Balca Poggese, 4-2 per la precisione. Team Giorgione è troppo impreciso in alcuni frangenti, troppi palloni regalati o sottratti dai propri piedi sulla pressione avversaria. Balca Poggese micidiale sulle ripartenze. Jimenez incontenibile, qua sfida Capitan Tilal, guadagna calcio d'angolo dopo essersi fatto tutta la fascia. Jimenez, pericolo emiliano numero 1. Nell'altra finale di andata si affrontano la Roma 1927 squadra B contro la Duelle Futsal Cetraro. Si gioca sul campo della Roma e stanno conducendo anche gli ospiti con 2 reti di vantaggio, ma una situazione di 1-3, non 2-4 come qui alla Belboté Arena di Tombolo. Fra una settimana conosceremo le 2 nuove iscritte al campionato di Serie 2 2026-2027. Palla fuori sul corner, Jimenez allarga per la Medica, cerca lo spazio per calciare, poi preferisce ricominciare da Bentivogli, stop e lancio lungo. Buono il controllo da parte di Gaglio, che poi cerca di servire il taglio di Di Mauro. Palla ancora intercettata, ma stavolta c'è fallo da parte della formazione ospite. Non è molto convinto, scuote, vedete la testa il giocatore in maglia nera. Calcio di punizione per il Team Giorgione, che ricordiamo ha esaurito la possibilità di fare fallo senza mandare al tiro libero gli avversari. Sono 5
le scorrettezze sul tabellone elettronico a carico della squadra guidata in panchina da mister Alemao. Al prossimo eventuale ci sarà tiro libero. Un altro fallo commesso dalla Balca Poggese, stavolta è Straface su Cachero, pochi passi fuori l'area di rigore. Piccolo calcetto, segno di intesa fra il 10 in maglia nera e il 9 in maglia biancorossa. C'è bisogno però di asciugare il campo e allora si perde qualche secondo, gioco fermo per qualche secondo. Punto di battuta molto defilato. Ecco qua lo straccio scopettone che sistema il bellissimo parquet della Belbotea Arena. 2 sul pallone, poi si allontana Capitan Tilal. C'è Senna, pochi passi dietro. Sul punto di battuta Vecchione. Tocco per Senna, sinistro, rete! Letale sulle palle inattive Senna. Il suo sinistro è molto più che chirurgico, il suo sinistro accorcia le distanze. 3-4, 7 gol, ancora l'inquadrato Senna su palla inattiva, su calcio di punizione. Riporta ad una sola rete di distanza la sua squadra. Senna 3-4. 14 minuti e 40 secondi il tempo da segnare sul tabellino. Alla voce reti. Ancora una volta Senna, doppietta per lui. E ribadisco, occhio alla situazione falli, 5 ne ha fatti il team Giorgione, ma anche la Balca Poggese è a quota 4 mentre cerca un'azione quasi di sfondamento. La formazione di casa si trascina la sfera in extremis fuori dal campo. Su questa iniziativa il team Giorgione, mentre Jimenez come al solito scherza contro gli avversari. Qua però esagera, regala un contropiede. La conclusione tentata da Mufaddal. Straface è al posto giusto al momento giusto e concede il calcio d'angolo agli avversari, mentre che problema allo spagnolo Jimenez. Ha ricevuto una botta sotto il ginocchio, perlomeno lì si toccava con le mani, resta molto dolorante. Poco sopra il parastinco, poco sotto il ginocchio, tanto dolore e lo vedete zoppicante. Lascia il passo al capitano Calaia, riposa un po' Iker, ovvero Jimenez. Corner per il team Giorgione a caccia del nuovo pareggio, della nuova parità. Schema, pallone al limite dell'area, alla fine è preda di Straface. Il suo lancio viene murato dall'opposizione di Mufaddal. Ancora Balca Poggese però che può ricominciare l'azione. Straface, lancio lungo, palla controllata bene da Gaglio, ottimo lavoro di sponda, appoggio quindi Di Mauro, ancora all'indietro per Straface, usa la pressione iniziale del team Giorgione. Ancora Straface, playmaker che lancia lungo, ottima palla per Calaia, prova il colpo di tacco, ottiene la rimessa laterale nel quadrato avversario, nel quadrato offensivo. Calaia poi pesca il movimento di Di Mauro, sinistro di prima intenzione, palla fuori. Senna verticalizza, Mufaddal, pallone di ritorno, Gaglio ci mette spalla e testa, un po' tutte e due, rimessa laterale per il team Giorgione. Ultimo tratto del primo tempo in campo per il team Giorgione, c'è anche il numero 6 De Chiara. Primi minuti sul parquet.
per il numero 6 biancorosso Gianluca De Chiara, classe 95. Straface sulla palla, non ci sono appoggi, quindi andrà sicuramente al lancio. Così è, palla limite, prova a metterlo giù Calaia, si impenna, la sfera, poi fallo della Balca Poggese, cartellino giallo ai danni di Gaglio, primo ammonito del match, il numero 7 della Balca Poggese, Joseph Gaglio. Quinto fallo anche a carico della Balca Poggese. Al prossimo fallo da una parte o dall'altra ci sarebbe tiro libero. Senna, palla in direzione Stefani, fermato, poi pallone dentro e è il solito Straface che legge prima degli altri ogni situazione, contropiede Jimenez che è tornato in campo, fermato dal ripiegamento di Tilal. Un po' dolorante mi sembra lo spagnolo. Lo stesso Jimenez è pronto alla battuta. Straface, Jimenez, vediamo se prova l'uno contro uno, se ricomincia. Va sulla fascia Jimenez, palla dentro, ottima la lettura di Stefani, allontanato il pericolo, ancora Straface, Di Mauro sgusciante, calcia e chiama la gran parata in spaccata Bastini. Ottima iniziativa del 96 degli emiliani. Ancora in attacco la Balca Poggese, avanti di un gol, 4-3. Di Mauro, palla dentro, arriva Calaia, l'uscita di Bastini che indica con il braccio il pallone, come a dire ho toccato lui, ho toccato il pallone, contropiede, tutto regolare, infatti lei perde la sfera per strada per un istante Stefani, insiste lui però in mezzo a due, ha la meglio, cerca il servizio sulla destra, il pallone torna all'indietro dove c'è De Chiara che avvia una nuova trama offensiva del team Giorgione. L'imbucata, il solito Straface a recuperare il pallone, buono il pallone in avanti, leggermente troppo corto, ottimo l'intervento di Tilal. Tilal per De Chiara, quindi Stefani, ancora Stefani, mette forte dentro, trova la posizione di Bentivogli, mentre torna dentro la medica al posto di Di Mauro. Rotazioni frequenti per mister Alemao, per mister Andrić, conclusione da fuori, la parata di Bentivogli, calcio d'angolo per il team Giorgione. Primo piano meritato per Bentivogli, buono il suo intervento su questa conclusione da lontano. Corner, il tiro provato da De Chiara, ribattuto anche in questo caso. Resta lì però nella metacampo avversaria la formazione biancorossa quando mancano poco meno di 2 minuti e mezzo, 2:20 adesso. Bastini, il sinistro, lancio lunghissimo direttamente da Bentivogli che lo rimette in campo subito. La medica, le sue finte, raddoppio di marcatura efficace e allora Tilal, il dribbling, il pallone sulla fascia, viene tenuto in campo ma Straface interviene anche lì. Arriva quindi Bon che ricomincia da Bastini, prova ad accelerare il ritmo il team Giorgione a caccia del 4 pari, il doppio passo di Stefano, il pallone forte sul secondo palo, ancora Bentivogli. Applausi per l'iniziativa da parte di Stefani, eccolo qua inquadrato, mentre Tilal gli passa il pallone ancora, il tiro stavolta è vincente, il destro scagliato verso la porta avversaria da Nicolas Stefani, è lui che ristabilisce la parità. 4-4 Nicolas Stefani. E allora a poco più di 100 secondi dal termine, 1:46 per la precisione, è di nuovo parità questa bellissima finale playoff di andata di Serie B. Chiama subito time out
mister Andrić, lo vedete inquadrato con la sua panchina. Era volata sul +2 la sua squadra, ma Senna prima e Stefani poi hanno aggiornato l'attuale 4-4. E allora palla al centro, è come se si ricominciasse da capo adesso, a 1 minuto e 46 dall'intervallo, 4-4, la gara d'andata, non ci sono vantaggi di sorta perché bisogna fare più gol nel complesso delle due partite, quindi è come se fosse 0-0 con la piccola, grande, enorme differenza che ci stiamo divertendo tantissimo perché abbiamo visto ben 8 gol in meno di una frazione di gioco. Qua il numero di Calaia all'ultimo non riesce a crearsi l'autostrada verso Bastini, difettoso solo l'ultimo controllo. Qua la spinta di Calaia, si gioca, calcia fuori Calaia, proteste da parte del team Giorgione per questa spinta di Calaia. Volevano il sesto fallo i giocatori biancorossi e anche il pubblico ovviamente di casa, sentite rumoreggiare parecchio alla Belbote Arena. Situazione al limite, l'arbitro era molto ben appostato, ha lasciato correre. Tra l'altro ha avuto anche, dopo aver rubato questo pallone nel modo che avete visto, la palla del possibile 5-4. Il capitano del Balca Poggese non l'ha capitalizzata al meglio calciando fuori. Di nuovo in avanti Giorgione con il tentativo di De Chiara che riceve il pallone di ritorno, le sue finte. De Chiara cerca una soluzione comoda, ricomincia dalle retrovie. Palla che arriva sulla sinistra da Capitan Tilal, le sue finte sull'altro capitano, buono il dribbling ma si allunga la sfera, il pallone si allunga troppo, si riprende dalle mani di Bentivogli. L'appoggio è corto per Straface che non ci pensa un attimo e lancia lungo direttamente fuori il suo destro a cercare Calaia. Ultime fasi del primo tempo. Maneggia con calma adesso il Giorgione dopo aver completato la rimonta dal 2-4 pari. Tilal, le sue finte, pallone forte dentro, un brivido sulla schiena della Balca Poggese. Pallone allontanato, insiste il Giorgione, prova ad alzare i giri del motore, l'imbucata di De Chiara, buono il controllo, c'è un contrasto però che vede i biancorossi toccare il pallone per ultimo. Rimessa laterale per la Balca Poggese, 11 secondi e 3 decimi all'intervallo. Vediamo se proverà a forzare una giocata la squadra di mister Andrić. L'azione c'è, l'attacco c'è, palla persa però, Tilal, la solata, attenzione al cronometro, il tiro provato da Bon, deviazione calcio d'angolo per il team Giorgione. Ancora qualche residuo del primo tempo per provare un ultimissimo attacco sul corner. Tilal si fa vedere De Chiara, il pallone alzato, destro volante, palla fuori. Bentivogli va al lancio lunghissimo, ovviamente di testa interviene Bastini, suona la sirena, finisce il primo tempo, un primo tempo bellissimo fra team Giorgione e Balca Poggese, va parzialmente in archivio. Riapriremo il cassetto fra qualche minuto per il secondo tempo, si giocherà dal 4-4.
Eccoci di nuovo collegati in diretta dalla Belboté Arena di Tombolo per il secondo tempo della finale playoff di Serie B, una delle due finali playoff di Serie B che vede opposte Team Giorgione e Balca Poggese. È il secondo tempo di un match che nella prima frazione di gioco è stato divertente, scoppiettante, con il risultato che è cambiato ben 8 volte, 8 reti, e anche nella situazione di vantaggio da una parte e dall'altra è rimbalzato da una sponda appunto all'altra. Il Team Giorgione è passato in vantaggio per primo dopo 3 minuti e 15 con Mufadal, poi 2 reti ravvicinate di Jimenez hanno capovolto la situazione con il 2-1 in favore della Balca Poggese, quindi pareggio di Senna su calcio di punizione, una delle due punizioni vincenti del giocatore in maglia numero 19 del Team Giorgione. 2-2 dopo 7 minuti e 46, poi ancora Balca Poggese in vantaggio con la Medica poco prima del 10° minuto, 9:54, rete di la Medica per il 2-3. Altri 3 gol nel finale. Jimenez, ancora lui, tripletta e 2-4 in favore della squadra emiliana dopo 13:07. Quindi negli ultimi 6 minuti scarsi ecco la rimonta e il pareggio di nuovo raggiunto dal Team Giorgione. Prima con il gol di Senna ancora su punizione, poi con Stefani a 1 minuto e 46 dal riposo lungo con il gol di Stefani. 4-4 e da qui si è ripartiti qualche istante fa. Per chi si fosse collegato solo da qualche istante nella diretta YouTube della divisione Calcio 5, la voce che ascoltate è quella di Matteo Magnarelli, e vi ricordiamo che si tratta del match di andata, fondamentalmente del primo tempo del match del doppio confronto che mette in palio il pass per la Serie 2, fra 7 giorni il ritorno a campi invertiti. E allora seguiamo questi 20 minuti effettivi con il Team Giorgione che tiene il possesso del pallone con il suo capitano Tilal, poi sulla destra la sfera controllata da De Chiara, che è entrato in campo nel finale di primo tempo e ha dato subito il suo bel contributo, non è più uscito, anzi è ripartito titolare in questo secondo tempo. I giocatori in maglia numero 6 dei biancorossi, ovviamente una buona, ottima esperienza a disposizione di Gianluca De Chiara, classe 95, che compirà 31 anni il prossimo 2 settembre. Senna, doppietta per invece lui, classe 91, l'esperto Leo Senna, che gioca il pallone sulla sinistra, lascia la sfera, mette la sfera a disposizione di Capitan Tilal, che prova un numero e la conclusione, palla fuori dalla parte opposta. L'altro capitano si accende e va fino al tiro. Nicolas Calaia, maglia numero 78, non trova il bersaglio, complice anche una deviazione a questo punto importante se non decisiva da parte del numero 1 biancorosso Bastini, portiere del Team Giorgione. È così, calcio d'angolo per la Balca Poggese, palla fuori da Straface. Calaia, ancora Straface, non trova nessun compagno comodo col sinistro, allora decide fondamentalmente di calciare nel vuoto, di regalare un nuovo possesso al Giorgione. De Chiara, palla per Senna. Senna pensa al tiro, poi appoggia in lungolinea, chiude tutto il 96 in maglia nera Di Mauro. Rimessa laterale che è quasi un calcio d'angolo, palla fuori, Senna col mancino, bisogna stare molto attenti, lo sappiamo dalla sua carriera, lo sappiamo in particolare da questa partita. 2 volte ha colpito fino in fondo al sacco su calcio di punizione col sinistro il numero 19 del Team Giorgione, Leonardo Matteus Tomasoni, ovvero Leo Senna. Fallo su Calaia e c'è anche il cartellino giallo ai danni di Stefani, numero 2, le sue proteste, secondo iscritto nella lista dei cattivi di questa partita il numero 2 Nicolas Stefani. Un ammonito per parte, un match comunque sin qui assolutamente corretto, tanti falli, nessuna situazione antisportiva o veramente cattiva. L'altro ammonito dalla parte opposta è Gaglio, numero 7 Josef Gaglio. E seguiamo allora questo calcio di punizione affidato a Straface, l'abbiamo visto nel primo tempo, anche da lontano calcia e assai bene.
e quindi può farlo anche ora che siamo a 12 metri circa dalla linea di porta, quella porta difesa con cura da Andrea Bastini. Un uomo in barriera avanzata, uno scalato, rispettivamente Mufaddal e De Chiara. Sull'altro palo c'è Stefani che sale un po' a coprire quella zona di campo. La rincorsa di Straface, finta il tiro, ci prova col mancino Di Mauro, tiro ribattuto, transennato, non si passa, rimessa laterale per la Balca Poggese. Iker, ovvero Jimenez per Di Mauro, accelera molto brevilineo il 96, viene fermato in fallo laterale da Stefani. Calaia fuori per Straface, quindi Jimenez, le sue finte, cerca il dribbling, cerca l'imbucata, chiude molto bene De Chiara, contropiede del numero 6, De Chiara tiene il pallone sotto al mancino, De Chiara fino in fondo, la risposta di Bentivogli. Siamo già dalla parte opposta con la chance per Di Mauro, rientra sul mancino Di Mauro, non trova il bersaglio per questione di millimetri. Senna si schizza da una parte e dall'altra, ping pong di occasioni da una metà campo all'altra, viene fermato in calcio d'angolo, non c'è un attimo di respiro in questo frangente. De Chiara, Senna, le sue finte su Straface, due giocatori più esperti, due simboli delle rispettive formazioni, tiro murato, quindi Jimenez cerca di inventare qualcosa per Di Mauro, l'ultimo lob è fuori misura. Sale il coro Balca Balca dopo 3 minuti e 26 secondi del secondo tempo, si resta sul 4-4 e visto quanto accaduto nel primo tempo è anche una notizia. Messa laterale per il team Giorgione, pallone alzato, bella palla per Senna, le finte, Senna fuori, buono il numero di Senna, segno d'intesa fra campioni, ovvero fra lui e Straface. L'appoggio corto di Bentivogli che ha tirato un sospiro di sollievo, poi questo lancio lungo diventa un tiro e la palla esce di poco. Era stato praticamente scavalcato Bastini, ha rischiato grosso. Senna, ancora lui sulla destra, cerca un pertugio, si appoggia su De Chiara, ancora Senna in diagonale, dentro nel traffico, troppo traffico, c'è il solito Di Mauro. Palla persa, ci prova De Chiara, conclusione, deviazione sotto porta, rete, torna in vantaggio il team Giorgione, tutta la gioia del numero 4 Vecchione che fa 5-4, la contro ribaltata il team Giorgione, passa in vantaggio uno, la ribalta l'altro e così via fino al 5-4 realizzato adesso dal numero 4 Vecchione. 4 minuti e 12 secondi sul cronometro, l'abbiamo detto qualche istante fa, era strano che non c'erano gol da addirittura fra virgolette 4 minuti e il team Giorgione ci ha smentiti poco dopo con il tocco ravvicinato, il piatto del numero 4 Vecchione che ha gonfiato la rete alle spalle dell'incolpevole Bentivogli. Ancora un anticipo del team Giorgione, palla rubata da Di Mauro, le sue finte, il tocco dietro per Calaia, ancora Di Mauro, scambiano i due, il triangolo che non si completa per l'attenta difesa del team Giorgione, quindi Senna prova a portare il pallone in avanti, vince il duello, la palla per Vecchione, ancora lui sotto porta con la palla di ritorno, con gol 6-4, che ripartenza da manuale del team Giorgione. Allora impazzisce di gioia Leo Senna, dal -2 al +2 il team Giorgione fa festa con Leo Senna, tripletta anche per lui. Esplode il Belboté, la Belboté Arena, chiama subito time out mister Andrić che vede che qualcosa non va nella sua squadra.
non l'approccio migliore del mondo in questo secondo tempo. Eccolo qua Andrić che osserva i suoi giocatori ma non parla, con la mano fa calma calma, sembra un time out di respiro, di recupero energie mentali, poi dà anche qualche indicazione tattica, la mano è eloquente a dire non andiamo sempre avanti perché becchiamo contropiede, o meglio questa è la mia liberissima interpretazione, perché appunto il contropiede subito qualche istante fa è stato letale. Che palla di ritorno però da parte di Vecchione per Senna, che sì è stato colui che ha finalizzato l'azione, ha segnato il gol, però l'assist di Vecchione, autore del 5-4 qualche istante fa, è stato semplicemente sublime nella lettura, nell'esecuzione, nella misura, in tutto. E così siamo 6-4. È una finale playoff davvero imprevedibile. Due squadre che possiamo dire si equivalgono dal punto di vista dei valori, per quanto mostrato sin qui, sia nel loro cammino che in questa partita. Una cosa fatta meglio o una fatta peggio spostano il risultato da una parte e dall'altra. Adesso è il Team Giorgione che conduce con 2 gol di vantaggio. 6-4. Prova a riaccendersi Jimenez, dribbling secco, poi cambia bene gioco, Calaia dentro per Di Mauro, la chiusura e la ripartenza del Team Giorgione, prova a fare tutto da solo De Generis, spalla perso, riparte allora dalla parte opposta Straface, cerca un appoggio, sbaglia il passaggio e poi allora di nuovo contropiede del Team Giorgione, c'è un po' di spazio, non ne approfitta Di Mauro, torna rapidamente, non c'è fiato neanche per noi che parliamo, figuriamoci per i giocatori e per il pubblico a casa e al palazzetto. Jimenez si accentra, può pensare al tiro, infastidito da un avversario, colpisce male, palla fuori. Mentre viene ammonito un dirigente sulla panchina del Team Giorgione, credo si tratti di Lorenzo Ospici. È il terzo ammonito di questo match, ma 2 solamente cartellini gialli sventolati in faccia a calciatori, da una parte Gaglio della Balca Poggese, dall'altra Stefani del Team Giorgione. 6-4, 6 minuti e 10 secondi del secondo tempo, con 2 reti dopo 4-12 Vecchione, dopo 5-0-2 Senna sull'assist di Vecchione, lo sottolineo ancora. Di Mauro cerca di superare lo stesso Vecchione, viene fermato in fallo laterale, la rimessa affidata al numero 96, tocca dietro per Straface, si fa vedere Calaia, inciampa, perde il possesso, ripartenza Giorgione in mezzo al campo, trova spazio per calciare De Generi, ma trova anche la risposta puntuale di Bentivogli. Eccolo qua il numero 11 del Giorgione, Matteo De Generi, classe 1996, farà 30 anni fra una ventina di giorni, l'11 giugno. Rosca riceve il pallone di ritorno, si mette spalla alla porta e allora palleggia il Team Giorgione. Bon, scarico per Bastini, controllo e appoggio corto. Ancora Bon, palleggia bene adesso il Team Giorgione senza frenesia. Il taglio, un'azione straordinaria del Team Giorgione che viene capitalizzata col tocco in fondo al sacco del numero 7 Roberto Rosca. 7-4. Applausi per il gol del Team Giorgione che ha mosso il pallone con sapienza, con qualità, con buon ritmo. La difesa della Balca Poggese è stata troppo tenera, la palla è filtrata e poi questo pallone sul secondo palo è stato infilato in fondo al sacco dal numero 7 Roberto Rosca. 7-4, per la prima volta una formazione vola sul +3 dopo 7 minuti esatti del secondo tempo. 3 gol in 7 minuti. Vecchione, Senna, Rosca, e il Team Giorgione mette un bel margine fra sé e la Balca Poggese.
per entrata in campo troppo timida, ha chiamato time out Andreic, evidentemente non Andreic ovviamente non è servito a quanto pare, visto che è arrivato un altro gol e insiste il Giorgione con Bastini. Lancio lungo che è praticamente un tiro cross. Il fischio del direttore di gara però credo abbia segnalato una scorrettezza quasi al limite dell'area. È così, perché si riparte dal calcio di punizione affidato a Straface. Serve il fischio dell'arbitro. Ancora qualche istante, perché dalla parte opposta il signor Agostino Fiorentino deve mettere un po' di ordine fra Capitan Tilal e Joseph Gaglio. Punizione battuta, palla alzata, prova ad attaccare la Balca Poggese con il giocatore entrato da pochi istanti che fa il suo esordio in questo match, Leonardo Biondi, classe 2009, il numero 34. Cerca un po' di freschezza quindi mister Andreic. Ancora un contropiede del team Giorgione, c'è un po' di spazio, il dribbling tentato ma neutralizzato da Straface, la palla resta lì, Tilal entra in area, ci mette il petto Bentivogli, non è finita, tocca a De Generi, cerca di servire ancora Tilal, palla deviata, calcio d'angolo per il team Giorgione, il pubblico apprezza e batte le mani. Mentre a bordo campo protesta e viene ammonito Capitan Kalaja, il suo allenatore cerca di calmarlo. Ammonito Kalaja, terzo ammonito nel parco giocatori di questo match, oltre al dirigente della panchina del team Giorgione. Si può riprendere dopo il fischio dei direttori di gara, di uno dei due direttori di gara, da questo calcio d'angolo per il team Giorgione. Eccolo qua il fischio, palla fuori, la conclusione col sinistro termina abbondantemente distante dalla porta difesa da Bentivogli. Sembra annichilita però la squadra emiliana, per aver perso un po' di benzina mentale e anche fisica in questo secondo tempo, sotto i colpi invece di un team Giorgione che continua a battere forte sul ferro finché è caldo. Tra conclusione deviata. Rete ancora team Giorgione che gonfia la rete con questo piatto dalla fascia sinistra che vale il gol dell'8-4. La rete del numero 11 De Generi, c'è anche la sua firma su questa partita. 4 marcatori differenti nel secondo tempo e dopo 8 minuti e 55 il team Giorgione vola sull'8-4. Non può più neanche chiamare time out mister Velimir Andreic. Kalaja che cerca di scuotere i suoi compagni. Il capitano prova a dare un po' di energia. Una Balca Poggese che oggettivamente in questo secondo tempo sembra un'altra squadra rispetto al primo tempo. Kalaja pressato da De Chiara, prova a sgusciar via,
di prepotenza. Calaia si fa vedere in area e segna. È un gol di pura prepotenza fisica ma anche di qualità, quello del capitano Calaia, che si carica la squadra sulle spalle nel tentativo di produrre una rimonta della Balca Poggese. Gran gol questo di Nicolas Calaia. 9 minuti e 31 secondi, vedete il tabellone inquadrato nella parte alta del teleschermo. Balca Poggese che dà un segno di vita in questo secondo tempo. 8-5, 13 gol in una finale playoff quando siamo a 3/4 di partita. Match veramente spettacolare, difese sicuramente un po' da rivedere, ma buon per noi che la raccontiamo e soprattutto per voi che la seguite. Nel traffico perde palla la formazione emiliana, mette ordine De Chiara che non esce più. Ormai mister Alemao ha deciso di affidarsi a lui a tempo pieno e fa bene, perché sta giocando davvero molto molto bene il numero 6 Gianluca De Chiara. 8-5 e siamo a metà del secondo tempo, altri 10 minuti alla fine. Calaia qua si alza il pallone e prova direttamente a calciare verso la porta avversaria, colpisce troppo sotto, la palla tocca addirittura il soffitto dell'arena, della Belbote Arena. Il pubblico di casa che ovviamente prova ad infierire, a mettere pressione. Corner adesso per la Balca Poggese, proprio Calaia dialoga con un compagno, accelera Calaia, pallone dentro al limite dell'area, arriva però l'intervento di Tilal che rilancia l'azione dei suoi, fermato da Gaglio. Ottimo lavoro del numero 7 in break. Calaia, palla dentro, Gaglio può calciare davanti a Bastini che dice di no e nega l'8-6 alla Balca Poggese. Si rammarica Josef Gaglio, palla per dimezzare il gap rispetto a qualche istante fa, palla ovvero dell'8-6. Un passo dentro l'area di rigore, Andrea Bastini ha fatto la figura per coprire la porta nella maniera più ampia possibile ed è stato un intervento assolutamente efficace, perché il piattone ravvicinato di Gaglio è stato murato dal portiere del Team Giorgione. Si resta sull'8-5 mentre c'è stato il fallo, l'avete visto poc'anzi, da parte della Balca Poggese. Lancio di Bastini troppo lungo, palla fuori, arriva Bentivogli, appoggia per Calaia, pressato, perde il controllo del pallone, poi in qualche modo lo mantiene. Fallo commesso da Senna, si becca il cartellino giallo, ammonito Senna. Tanti falli da una parte e dall'altra. Nel primo tempo non c'è stato tiro libero nonostante il 5-5 dei falli. Punizione per la Balca Poggese. Gioco ripreso con Jimenez che prova a tornare protagonista sulla sua corsia preferita, quella sinistra. Punta e scarica per Calaia che si accentra, interviene però Stefani che viene fermato fallosamente. Vorrebbero il giallo i biancorossi. Calaia, ricordiamo, già ammonito. Protesta Senna, fallo ci sta, ma il giallo a mio modesto parere forse era troppo, ma ci stanno anche le proteste del Team Giorgione che ha visto frenato un tentativo di ripartenza per l'intervento di Calaia. Lancio di Bentivogli, pallone colpito di testa e mandato fuori. Jimenez vuole recuperare il pallone alla svelta. Tutta questa rimessa laterale, ce n'è un'altra dalla parte opposta. 5-2 la situazione falli, esaurito il bonus da parte del Team Giorgione. 2 ne ha commessi la Balca Poggese. Calcio d'angolo per gli emiliani, palla fuori, tentativo
da parte di La Medica, neutralizzato da Bastini che lancia subito, lo stesso La Medica di testa interviene, poi Calaia prova il sombrero, i suoi danni De Generis, scappa via Jimenez, accelera Jimenez, attenzione alla sua percussione, arriva però in chiusura, molto efficace Bon, lo ferma. Parlottano un po' Bon e Jimenez. Calcio d'angolo affidato alla Medica. Un gol per lui in questo match, quello del momentaneo 2-3 a metà del primo tempo. Jimenez si accentra, prova il tiro, viene contrastato, riparte il Team Giorgione. Ottima e provvidenziale la chiusura di Calaia, si becca un po' con un avversario, fa un gesto di silenzio nei confronti, se non ho visto male, di Rosca, che si appresta a battere la rimessa laterale. Gli dice qualcosa anche Maurizio Cipolla, l'arbitro della sezione di Cosenza, arbitro numero 1. 8 minuti e 8 secondi al termine di questa finale di andata dei playoff di Serie B, una delle due finali, uno dei due doppi confronti che andranno a decretare le altre due promosse in Serie 2, da sommare alle 6 vincitrici, alle 6 regine dei gironi di Serie B nella stagione regolare. Tiro velleitario di Assim, che è entrato in campo da qualche istante, stavo controllando che fosse lui. È così il numero 17 della Balca Poggese, Assim Dine Said, classe 2002, primi secondi di gioco per lui in questa finale. Andreic che ha inserito due giocatori che non avevano giocato il primo tempo in questa ripresa, appunto Assim e Biondi, il 17 e il 34. Rosca per Stefani, pallone in fascia, ancora Stefani, vertice basso, quindi Rosca, appoggio all'indietro per Bastini, lancio lungo, palla al limite dell'area, in qualche modo Bentivogli riesce a neutralizzare il doppio tentativo del Team Giorgione, il primo sul velo, furbo, scaltro, se non ho visto male, da parte di Mufaddal, il secondo sul tentativo di dribbling ravvicinato. Era Bon e non Mufaddal che ha sfiorato il gol. Molto bene Bentivogli. Ancora Team Giorgione che palleggia. Tilal, 6:50 alla fine. Prova il numero Rosca, palla persa, riguadagnata, si lotta, deve stare attento il Team Giorgione, ripeto, 5 falli sul groppone. Jimenez, le sue finte, caracolla davanti al pallone, guadagna qualche yard. Poi il tentativo di La Medica, palla fuori di poco. Ancora un lancio lungo. Ancora La Medica che strappa il pallone dai piedi dell'avversario, poi però sbaglia l'appoggio per Jimenez, nulla di fatto. Rimessa laterale per il Giorgione. Tilal, appoggio per Rosca. Ancora la squadra di mister Alemao che palleggia, forte delle 3 reti di vantaggio, non vuole forzare. 6:11 al termine. Pon, scodella in avanti e regala di fatto il pallone a Bentivogli. Non aveva trovato un appoggio comodo, un passaggio facile. Torna in campo anche il 96 in maglia nera Di Mauro. Gran girata da parte di Calaia che sta alzando la qualità e la potenza delle sue giocate per provare ad accorciare ulteriormente le distanze. È stato lui a segnare l'8-5 dopo 9:31 del secondo tempo. Siamo entrati negli ultimi 6 minuti del match. Pallone fuori, lo stesso Calaia mette giù. Imbuca, palla recuperata per un istante, di nuovo Calaia cerca di alzare questo pallone, stavolta impreciso, nulla di fatto.
Jimenez, le sue finte sulla fascia, viene fermato, rimessa laterale. Ancora la Balca Poggese che prova ad affacciarsi nell'area di rigore avversaria, cade a terra Di Mauro, tutto regolare sul contatto con Vecchione. Rosca all'indietro per Senna, allontana il pericolo, la palla sta per diventare un assist buono per Tilal. Esce Bentivogli che con la spalla in maniera molto decisa frena la corsa del capitano avversario. Adesso la partita è sicuramente molto meno piacevole dal punto di vista tecnico-tattico, si lotta, ci sono tanti errori, la stanchezza anche nervosa incide in questo finale di partita, ultimi 5 minuti del match. Ricordo ancora una volta però è solo il primo tempo della doppia finale, perché i gol segnati quest'oggi verranno trasportati nella gara di ritorno. In questo momento viaggiamo sui binari dell'8-5. Jimenez, le sue finte, cerca un pertugio, Jimenez arriva dentro l'area, calcia, trova l'intervento di Bastini che poi prova a lanciare sulla corsa Senna, il pallone decisamente troppo lungo, malinteso fra i due. Nuovo possesso per la Balca Poggese, rimessa effettuata, Bentivogli rischia sulla pressione di Senna, se la cava la Balca Poggese che può distendersi con il pallone che arriva da Calaia. Si accentra, contrasto con un avversario, lotta Tilal, ancora Calaia, sguscia via, palla dentro, la suolata ad assecondare il rimorchio di Di Mauro, non c'è spazio, confusione totale, contropiede adesso del Giorgione, il dribbling non riuscito, Di Mauro, Jimenez, dribbling, spazio per la Balca Poggese, Jimenez, salta l'avversario, Jimenez, ed è un gran gol quello dello spagnolo. Poker personale e 8-6, segna ancora Jimenez. Mentre c'era a terra per crampi Calaia, lo vedete, ha bisogno dell'aiuto in questo caso di Mauro, stanchissimo anche Jimenez che dopo l'esultanza si è appoggiato al muro, anche l'esultanza è fiacca perché sono stanchissimi tutti i giocatori in campo, in particolare i due che abbiamo segnalato qualche istante fa, Calaia che ha bisogno di risolvere questi crampi alla gamba destra e Jimenez che dopo una bella cavalcata a tagliare il campo da sinistra verso destra ha insaccato alle spalle di Bastini per l'8-6, 14 gol segnati in questa finale playoff di andata. Rete realizzata a 4 minuti e 16 dalla fine, come vedete dal tabellone elettronico, quindi 15 minuti e 44 secondi del secondo tempo. 8-6 dal 2-4 all'8-4, quindi 6 gol consecutivi del team Giorgione a cavallo dell'intervallo. Adesso 2 gol della Balca Poggese. È tornato in campo De Chiara, il numero 6 del team Giorgione, che tanto equilibrio aveva dato alla sua squadra. Evidentemente mister Alemão capisce che c'è bisogno di lui in questo finale di partita. Jimenez, ancora lui, l'appoggio corto, Di Mauro, finta, sinistro, segna ancora la Balca Poggese. Ma che partita è? Ma che partita è? Siamo al circo, signori. Il circo di Tombolo va in scena alla Belpoté Arena. Di Mauro col sinistro la manda sotto l'incrocio, abbatte qualche ragnatela e soprattutto riporta ad un solo gol di distanza la sua squadra. E stavolta il time out lo chiama mister Alemão e si arrabbia con i suoi giocatori perché hanno dilapidato un vantaggio di 4 reti, quasi completamente dilapidato, dal +4 al +1. D'altronde l'abbiamo detto anche in precedenza, una sfida molto equilibrata. Se il team Giorgione era stato bravo a volare sul +4 non era certamente perché aveva manifestato fino a quel momento una superiorità così netta nei confronti della Balca Poggese, anzi il team Giorgione aveva alzato i giri, trovato fiducia, trovato gol, la Balca Poggese si era abbattuta, poi la scossa chi l'ha data? Il capitano Calaia, con
il gol dell'8-5 e da lì la controriscossa della Val Campogese, che adesso a 3,55 dalla fine è ad un solo gol di distanza dal team Giorgione, e chissà cosa accadrà in questi ultimi 4 minuti scarsi. 8-7, da qui si riparte. Squadre che hanno perso equilibrio col passare dei minuti in questo secondo tempo. A beneficiarne è stato ed è lo spettacolo. Di Mauro recupera il pallone, appoggia corto, la sfera arriva da Jimenez. Vediamo se ha ancora energie nella sua barra per sfondare nella difesa avversaria. Tocca corto per Gaglio, giro palla che coinvolge di nuovo Jimenez, vince un contrasto, la palla è buona sulla fascia per Gaglio, ma gli va addosso letteralmente Bastini. Chiude lo specchio della porta. L'ultimo tocco tra l'altro dello stesso numero 7 in maglia nera, quindi rimessa laterale per il team Giorgione. Bastini, Senna, lancia lungo, palla buona per Stefani che la domestica alla grande, ricomincia dalle retrovie, cambia gioco De Chiara, di nuovo Leo Senna, ancora De Chiara, palla in fascia sinistra, prova ad attaccare lì il team Giorgione, viene fermato però De Generi, un gol ha fatto anche lui in questo giro di giostra che ci stiamo facendo alla Belpoté Arena di Tombolo. Senna con la testa prova a stoppare un pallone molto difficile, non ci riesce, missione fallita, rimessa laterale per la Val Campogese. Belpoté Arena che si è goduta fin qui davvero una partita entusiasmante e non è finita, ci sono più di 3 minuti prima del gong, del suono della sirena che metterà fine alla contesa e spedirà il match fra 7 giorni in Emilia Romagna. Sbaglia qua il controllo De Chiara, rischio De Mauro, poi ci prova Gaglio, ha battuto, non c'è fallo per Maurizio Cipolla. Gaglio resta a terra, protesta, voleva il calcio di rigore. Intervento al limite del team Giorgione, protesta Gaglio. Il direttore di gara era lì vicino, nella posizione migliore per osservare. Ha lasciato correre. Senna, palla sulla fascia, quindi Stefani, triangolo che si completa, può accelerare Stefani, guadagna metri, calcia ma arriva il raddoppio di marcatura. Gaglio è stanchissimo, crampi anche per lui, fa caldo e i giocatori sono a secco. Gaglio ha bisogno di riposare e allora mister Andrić rimanda in campo Capitan Kalaja, che era stato l'ultimo ad accusare i crampi qualche minuto fa. Ha recuperato un po' di energie, torna a dare il suo fondamentale contributo mentre ci prova da fuori il team Giorgione. Palla che soffia vicino al palo alla destra di Bentivogli, siamo già dalla parte opposta, in area Gaglio, destro, rete, anzi Kalaja, e il gol realizzato da chi? Da Jimenez. 8-8, pocherissimo, ovvero cinquina di Jimenez sull'assist di Kalaja. Incredibile, incredibile signore e signori, dal -2 al +4 alla parità ristabilita. Ma che finale è? 8-8 a 2 minuti e 12 dalla fine. Gelata la Belpoté Arena di Tombolo, parità ristabilita, 8 pari. Tra l'altro fin qui speculari le due frazioni di gioco, 4-4 nel primo tempo e 4-4 nel secondo tempo. Che partita, signori. Senna, e non è finita, ci sono ancora 2 minuti. Bon, il pallone in fascia, sale Senna, il suo controllo, l'appoggio sulla fascia, il contrasto fra Tilal e la medica. L'ultimo tocco è del capitano biancorosso.
Balca, balca, cantano i tifosi emiliani. Lancio lungo, non può arrivarci Assim. La medica tocca il pallone, concede il calcio d'angolo al team Giorgione, palla dentro, Senna ci arriva sporco col sinistro, si trova il pallone sulla traiettoria del destro, prova comunque a coordinarsi col piede cantante il mancino, ma colpisce male. Attenzione però all'uscita dalla porta di Bastini, che poi saggiamente ricomincia dalle retrovie. Senna, gran controllo, grande assist, il pallone messo giù da Tilal, il tiro contrato. In extremis si salva la Balca Poggese, poi Di Mauro prova a fare tutto da solo, scappa via però il pallone. Rimessa con le mani per Bastini, lancio di 40 metri, di testa chiude la medica prima che possa intervenire Senna. È lui però che va a effettuare la rimessa laterale. Stanchissimi tutti i giocatori, ecco Vecchione, quindi Senna, palla rubata da Jimenez che è rinato nel secondo tempo, calcia fermato da Vecchione. 5 gol di Jimenez, scatenato, non ne può più però, è letteralmente piegato sulle ginocchia. Rimessa laterale affidata al 26, la medica dietro per Bentivogli, lancio per Assim, non può controllare e allora tocca a Bastini che lancia lungo anche lui. Senna in 2 tempi cerca di addomesticare il pallone. 46 secondi al termine, vediamo se una delle due saprà uscire vincitrice dalla finale di andata. Sono esausti i giocatori, i portieri lanciano perché anche solo un'azione di palleggio diventa pericolosa. Senna perde il pallone, Jimenez è l'unico che ha ancora qualche energia, accelera, viene fermato fallosamente da Tilal. Calcio di punizione, attenzione perché è il 6º fallo del team Giorgione. Tiro libero per la Balca Poggese, tiro libero, non ne può più Jimenez, ma ha avuto la forza per guadagnare questo calcio di punizione che è oro nel finale di gara. E vediamo chi calcia questo tiro libero. Il più fresco di tutti, il numero 17. Edine Said Assim, maglia numero 17, sistema con cura il pallone. Classe 2002, ha sul destro la palla della forse vittoria. Assim contro Bastini, il fischio, la rincorsa del 17, il destro a lato, palla fuori, si salva il team Giorgione. Non è finita, Senna cambia gioco, la palla che arriva da Bon, quindi le finte di Tilal, sinistro, la paratissima di Bentivogli e poi la rovesciata vincente, la rovesciata vincente sotto misura che vale il nuovo vantaggio del team Giorgione. Grandissimo gol, grande gesto atletico per il gol del 9-8, sfoderato dal numero 4 Andrea Vecchione. A 17 secondi dalla fine l'avevamo detto che non era finita e Vecchione l'ha confermato, l'ha sottolineato. 9-8, 9-8. E pensate che bisogna darla per finita? Io direi di no. Jimenez, dribbling, prova ad isolarsi sulla sinistra. Jimenez, l'imbucata, il triangolo impreciso di Di Mauro, palla fuori. Senna appoggia corto, palleggia, poi calcia, ribattuto, sta per suonare la sirena. Eccolo qua, il triplice fischio, il suono della sirena
che mette la parola fine ad una finale di andata dei playoff di Serie B che è stata fantastica dal punto di vista dello spettacolo. Difese da rivedere, ma direi anche stanchezza clamorosa per tutti i protagonisti al termine di una stagione lunghissima per Team Giorgione e Val Capoggese. Anche da casa fate un grande applauso a questi protagonisti perché hanno messo sul parquet tutto quello che avevano. È finita 9-8 per il Team Giorgione. Fra 7 giorni si andrà in Emilia Romagna sul campo della Val Capoggese per vedere se la formazione emiliana saprà ribaltarla o se il Team Giorgione saprà mantenere il gol di vantaggio. Io, Matteo Magnarelli, vi ringrazio per essere stati al nostro seguito. Ovviamente restate sintonizzati sempre e comunque sul canale YouTube della Divisione Calcio 5 per questa partita. Ci ritroviamo fra 7 giorni. Grazie a tutti, ciao!